Siamo con Aldo Piazza, ex sindaco di Agrigento. Ecco, si ritorna alla politica giornaliera, quotidiana, attiva, in vista del prossimo impegno elettorale del 4 e 5 ottobre. Aldo Piazza vuole continuare la sua esperienza e si candiderà sicuramente a sindaco di Agrigento, ma con quali prospettive, con quali liste, con quale argomentazioni cercherà di convincere l'elettorato? Sindaco Piazza, ex sindaco Piazza. Sì, senta direttore, io penso di avere le carte in regola. Mi candido a sindaco di questa città perché ritengo che la città abbia bisogno di una guida sicura, una guida che possa quantomeno dare un futuro a questa città. Abbiamo assistito veramente negli ultimi 10 anni al degrado più assoluto dei quartieri, della città, dello stato sociale in cui vive, diciamo, la nostra popolazione. Io mi candido perché credo che in questo momento i partiti che in qualche modo vorrebbero far parte del cosiddetto centrodestra non ha trovato dopo 10 mesi ancora un candidato unitario. Credo che avevano individuato un candidato, ma si è scoperto dopo di non essere assolutamente di centrodestra, quindi sbagliando il tutto. Adesso questo centrodestra è alla ricerca di un ulteriore candidato a 58 giorni dalla campagna, dalle elezioni, quindi ritengo che ci sia veramente una situazione veramente paradossale. Questi partiti di centrodestra, devo dire tra l'altro, sono delle bandiere nazionali che in questo momento rappresentano il Paese a livello nazionale, ma a livello locale non abbiano assolutamente né i numeri, neanche, diciamo, i candidati per poter fare le liste. Quindi credo che bisognerebbe più guardare la realtà del territorio, guardare i candidati che hanno le qualità, che hanno anche una storia personale di centrodestra, e eventualmente io sono ancora pronto e disponibile, pur avendo fatto questo tentativo a suo tempo, quello di eventualmente unire questo centrodestra per fare una battaglia per vincere le elezioni e per dare una guida sicura alla nostra città di Agrigento. Piazza, un centrodestra che all'inizio sembrava unito, ma ora si sta disgregando con più liste. Vediamo anche la Lega che porta avanti un suo ragionamento, Fratelli d'Italia, l'autonomia, insomma tutto questo non può favorire la vittoria certa dell'attuale sindaco Firetto? Ma guardi, io credo che in questo momento i partiti a livello nazionale abbiano necessità intanto di trovare la strada per riaffermarsi e radicarsi nel territorio. Non mi pare che abbiano fatto una politica di questo tipo e non credo che abbiano la forza per ribaltare una situazione che vada in una determinata direzione. Non ho assolutamente percezione che ci possa essere una riconferma dell'attuale sindaco, ma credo invece che la possibilità di trovare una intesa e di poter vincere al primo turno ci possa essere.